È iniziata adesso la sfida tra Geraci e Aspra, mentre Messina va al cross sul secondo palo dove c'era Fontana, prova a tenere il baricentro alto alla squadra giallo-verde, ma c'è il contropiede del Geraci che accompagna con tantissimi uomini e quindi si deve ricompattare l'Aspra. Palla per Ferruzza, si salva e poi arriva il gol immediato del Geraci, si sblocca subito la sfida al comunale di Bargheria con Sebastián González, dove non ha neanche fatto male, però la società a dicembre ha deciso di separarsi dal portiere gambiano. Intanto Messina prova ad accendersi, va in mezzo e c'è il gol di Mattia Barbera, pareggia i conti subito l'Aspra col cross di Messina, il gol di Barbera che continua la sua grandissima stagione, soprattutto il suo grande girone di ritorno dopo la doppietta allo Sciacca, segna anche al Geraci per centimetri. Qui Aspra deve limare il dettaglio perché il Geraci è comunque una squadra che sa punire subito e fa una parata da 3 punti, quella ai danni di Ferruzza. Però là, appena da Tarantino il lancio per Barbera, prova a lavorare per Messina, ancora Barbera, stavolta lo serve il suo compagno e poi Messina fa una grandissima giocata, c'è spazio anche per Barbera, può puntare la porta al 10, Messina, zona tiro, va col destro, palo e la testa di Barbagallo ad un passo dal 2-1 l'Aspra. Tanto Costantino si libera di Romero e va da Messina col tacco Messina, poi prova a beffare Albanese, ancora il numero 10, sempre Messina che sembra il più in forma di tutti, si butta nello spazio Nicosia, torna da Tarantino, il cross sul secondo palo, Barbera! Si era mosso anche molto bene col corpo, andando a impattare con la testa, ma non è riuscito a battere Barbagallo che l'ha bloccata. Degli acquisti della finestra invernale arrivato dal General Belgrano nella mese di gennaio, mentre Barbera va a cercare Messina, che va l'1 contro 1, Messina alza questo pallone che finisce fuori. Morana in verticale da Fontana, viene dentro al campo il 7, c'è Palazzo vicino e lui va dritto da Nicosia che si era preso posizioni avanzate, poi apre da Messina, c'è la sovrapposizione di Tarantino, vediamo se verrà premiata, rientra sul destro Messina ma ha preso un duro calcione, preferisce andare per vie orizzontali, è uno schema provato all'Aspra, Barbera calcia, fallo di mano, calcio di rigore, che schema quello dell'Aspra, e ottiene un tiro dal dischetto sacrosanto. E tutti ad abbracciare Palazzo che ha creato questo schema in settimana evidentemente. Va Barbera col destro, battuto Barbagallo e il risultato di 2-1 con i giocatori dell'Aspra che scappano dalla panchina per andare a festeggiare con i compagni. Reghini, Scalisi, controlla González, poi Ogbonda, va a cercare Fernandes, il passaggio buono per Fernandes, Giuffrida si è fatto male sull'uscita di Sisè, forse ha impattato con il 16 del Geraci, c'è da capire questa situazione, il fatto sta che si è fatto molto male, perché questo corner nel frattempo prova uno schema il Geraci, la palla arriva a destinazione, il piazzato di De Morre e poi il 2-2 della compagine madonita, rimette tutto in equilibrio la squadra di Mirto, lancio a vuoto che permette a Palazzo di controllare, ancora Palazzo da Messina, si sovrappone con buoni risultati Tarantino, poi Nicosia davanti a Barbagallo, l'intervento dell'ex Canicatti e poi Barbera quasi da terra ad un passo dal vantaggio all'Aspra e poi Palazzo ci ha provato da fuori ma la sfera è terminata sul fondo. C'è ancora tantissimo tempo per le due squadre, è chiaro che soprattutto per l'Aspra un pareggio non servirebbe a nulla, poi Ferruzza va via Morana, non viene segnato fallo e allora l'11 molto defilato chiama Sisè al miracolo e quindi arbitro subito circondato, si sovrappone dall'altra parte Coco, buono il cross, Palazzo la spizza, occhio a questo tiro dal limite, Ferruzza
Va in verticale da Scalisi, beffato Morana. E palla, secondo palo per Fernandez. Il miracolo mostruoso di Lamine Cissé. Pronto Ferruzza che va col destro. Era un bellissimo piazzato. Buon anno, pensa alla sua conclusione. Va col mancino, tiro troppo alto. Costantino. Servito Gio. Prova ad andare. Scappa via Dogbonda. Ancora Gio. Zona tiro. Palla sul fondo. Poteva cercare il cross in mezzo. Incertezza difensiva al Geraci. Messina si gira e va col mancino. In due tempi. Barbagallo. Il lancio per Barbera. Scavalcato. La deve proteggere il set del Geraci e arriva adesso il triplice fischio che decreta l'ufficialità 2-2 tra Aspra e Geraci, ed entrambe deluse che escono dal comunale di Bagheria sapendo di non aver colto l'opportunità di accorciare o di allungare